Ora veniamo a noi, veniamo alla nostra giornata, dopo aver rotto un po' il ghiaccio, vero? Cosa dite? Un pochino abbiamo rotto il ghiaccio. Veniamo a parlare questa volta di quello che possiamo fare con le cose. E io di cose ne ho tante qui, ad esempio ho una cosa che ormai non è più in uso, e questa cosa lo dico soprattutto per i più piccoli, si chiama libro, vero? Il libro. Allora chi è che vuol venire qua ad aiutarmi un attimo a tenere, no, una persona adulta ho bisogno, venga lei, venga a tenere questo libro. Il suo nome? Francesco. Ah, Francesco, venga Francesco, è una persona anche simpatica, direi, vero? Francesco, tenga questo libro, guardi. Io poi qui, siccome nel mio secondo lavoro vado a chiedere la questua, no, sto scherzando, vi faccio vedere, ci sono dei bigliettini qua, ce ne sono tanti. Vuole lei, signore, prendere un bigliettino e leggerlo ad alta voce per dire a tutti cosa c'è scritto? Legga 23 e vuole prenderne uno anche lei magari, ecco, così, ecco, lo dica ad alta voce. 29. Ecco, 29, ne prenda uno anche lei, forza, non abbia paura. 153. 150, ne prenda uno anche lei, ma sì. Ecco, dai. 44. E visto, metta giù, ne prenda uno anche lei, dato che ci siamo. No, quello è un sacchettino che non c'entra niente. Questo qua, sono cose. Cos'è? 5. Signori, tombola abbiamo fatto, no, sto scherzando. Allora, senta un attimo, signor Francesco, io le chiedo di prendere, visto che sono tutti biglietti uno diverso dall'altro, di prenderne uno e guardare cosa c'è scritto, va bene? Allora, Francesco, io adesso farò una cosa straordinaria, perché io le chiederò di andare alla pagina che corrisponde a quel numero che lei ha scelto liberamente. E poi, signori, farò una cosa altrettanto straordinaria. Prendo il mio block notice, che è uno splendido block notice, come potete vedere, e scriverò sul mio block notice, con questa matita, la prima parola che lei vedrà su quella pagina. Io non posso sapere, c'erano numeri diversi, quale era il numero della pagina che lei ha scelto, vero? Dica sì o no. No, lei non deve rompermi i maroni, Francesco, lei deve dire no, scusatemi questa. Allora, stia attento, Francesco, questo è il mio block notice, io scriverò una parola qua. Ecco, una parola, io mi sto concentrando in questo momento. Oh, mamma mia. Ma da quando hanno smesso di usare i computer, signori miei, è sempre più difficile lavorare. Ecco, ho scritto una parola sul mio block notice. Io vorrei a questo punto che lei leggesse la prima parola alla pagina che lei ha scelto ad alta voce. Orlando. Orlando? Sicuro? Orlando, ma chi era Orlando? Chi era? Era il paladino di Re Carlo Magno, e quindi stiamo parlando di un'opera famosa, I Promessi Sposi, giusto? No, che opera era? Ditemelo voi. Orlando Furioso, di Ariosto, bravissimi, la cultura qua non manca, d'altra parte siamo to be Verona. Allora, Orlando, vuole leggere lei, signore, con gli occhiali, se ce la fa? Orlando, signori, la parola era Orlando, ma io a questo punto, visto che lei è qui con me, signor Francesco, mi può dire il suo cognome? Fatone. Il signor Francesco Fatone, io so che lei in un certo modo ha a che fare qui con questa nostra improvvisata performance, è vero? Certo. Allora guardi, io le consegno il mio block notice, anzi le do anche l'astuccio perché giustamente, e le cedo la parola, va bene? Prego. Questo Grazie Stefano, questo è un uso interessante della carta igienica. Di solito il nostro uso è diverso, ricordo una reclame di qualche tempo fa che diceva 10 piani di morbidezza. Quello che noi diciamo è 10 kg all'anno. Questo rotolo peserà
100 grammi? 10 kg all'anno è la quantità di carta igienica che ognuno di noi mediamente usa nei paesi europei. Tutto questo va a finire in quello che è non visto, in quello che è nascosto, in quello che non vogliamo vedere, ovvero nello scarico. Lo scarico, gli scarichi, i rifiuti sono quella parte marrone di un cerchio blu. In realtà il ciclo idrico non è tutto blu, ha una parte marrone. Ha una parte marrone che comprende carta igienica, può comprendere plastica, comprende tanta sostanza organica, non comprende i microfoni e neanche le aste. Perfetto. Grazie. Bene, io sono Francesco Fatone e oggi farò un esperimento, cercherò di spiegare a mia moglie, a mio figlio che forse non mi ascolta perché dorme e a tutti voi che mestiere faccio. Io faccio il ricercatore e mi occupo di recupero di risorse dagli scarichi. Io voglio che quella parte marrone diventi d'oro, voglio che quella parte marrone diventi risorsa e quindi crei economia circolare. Perché questo? Lo faccio perché fin da ragazzo, quando ho iniziato a imparare, mi sono chiesto come creare materia. Qui abbiamo creato un nuovo uso, noi parliamo di riuso. E questo perché, parlando di sostenibilità, noi al Dipartimento di Biotecnologia siamo un gruppo di ingegneria e vogliamo rendere visibile la sostenibilità. Sostenibilità si basa sulle 3P, in inglese Profit, Planet, People, ovvero società, ambiente, economia. In realtà quando pensiamo a sostenibilità pensiamo sempre alla sostenibilità economica e sempre meno pensiamo al planet, all'ambiente oppure alla società. Ad oggi circa 10 kg a persona all'anno, circa 93 metri cubi di acqua all'anno, oltre che 60 grammi di sostanza organica al giorno, vengono scaricati da ognuno di noi nelle fognature. Arrivano in questo punto che pochi conoscono, che a Verona è Basso Acquar, depuratore, lì consuma energia, depuro per arrivare ad avere un'acqua che viene scaricata, non viene valorizzata. Ma questo è contenuto in questo sacchetto di plastica prodotta da petrolio. Plastiche biodegradabili sono prodotte da mais. Quello che noi facciamo a Verona è valorizzare gli scarichi urbani per arrivare a produrre materia in modo che sia sostenibile. E come facciamo questo? Lo facciamo utilizzando biotecnologie. Cosa significa? Il principio è questo, è molto semplice. Tutto è ovunque, ma l'ambiente seleziona. L'aveva detto Darwin parlando di noi stessi, in realtà vale anche per i microrganismi. Partendo da quello che è nei nostri impianti, partendo da quello che è nei nostri depuratori, noi siamo in grado di selezionare microrganismi che possono partire dai nostri scarti, possono partire dalla nostra sostanza organica, dalla cacca, per avere un termine che è a tutti comprensibile, e possono accumularla sotto forma di biopolimeri biodegradabili. Questi biopolimeri biodegradabili hanno un valore, pensate, di 3-5 euro al chilo e ognuno di noi ne può portare alla produzione di decine di chili all'anno. Grazie a questi processi biotecnologici io ho pensato alla sostenibilità economica, perché prima il depuratore aveva un segno meno, adesso ha un segno più di economia indotta. Ho pensato alla sostenibilità ambientale perché ho ridotto l'impatto sull'ambiente recuperando risorse e ho reso quell'arco di cerchio che prima era marrone, l'ho reso blu, anzi l'ho reso d'oro, perché ho creato economia e prodotti da quello che era uno scarto. Quindi con l'Università di Verona ci occupiamo di risolvere problemi che rendono l'ambiente economia circolare e lo facciamo in un'ottica globale. Questo perché in pochi sanno che l'obiettivo del millennio di acqua potabile per tutti in realtà è stato quasi raggiunto, ci siamo molto avvicinati. Molti meno sanno che l'obiettivo di una
igiene sostenibile per tutti, ovvero sanitation for all, come dicono gli inglesi, è l'obiettivo del millenio da cui siamo più distanti. Pensate a cosa succede in tantissimi paesi, ci sono 2,5 miliardi di persone al mondo e meno di 1 miliardo che non hanno accesso all'acqua potabile, 2,5 miliardi che non hanno servizi igienici. Pensate a cosa succede quando anche per l'igiene sia maschile ma anche femminile in alcuni periodi del mese non si hanno servizi igienici a disposizione. Pensate a cosa questo fa scaturire a livello globale in termini di salute. Bene, sanitation for all significa riuscire a creare igiene e grazie all'igiene e alle biotecnologie riuscire a creare risorse in modo che creiamo economia circolare dall'acqua. Questo è il messaggio che oggi vorrei lasciare. Noi dobbiamo pensare a tutto quello che scarichiamo e che una volta che abbiamo tirato lo sciacquone o che abbiamo chiuso il cassonetto sparisce, in realtà non sparisce, in realtà va sulla testa delle generazioni future. Se alle generazioni future lasceremo un modo per recuperare risorse, per farci economia, probabilmente loro parleranno della tanto reclamata green economy in modo più pratico e in modo fattivo. Grazie a tutti.